L'erosione costiera, inghiotte, spiagge e bosco di Eracleamino. Nuovo grido d'allarme che parla da sé attraverso queste immagini realizzate da Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione ambientalista Mare Amico, che commenta. Dagli anni 80 ad oggi abbiamo visto sparire più di 100 metri di spiaggia dorate e almeno 40 metri di bosco. L'erosione costiera è un fenomeno che ha colpito tutte o quasi le spiagge dell'Agrigentino, ma Eracleamino ha assunto dimensioni emergenziali. Ed ancora, aggiunge Lombardo, ogni nuova mareggiata, non trovando alcuna difesa, il mare si spinge sempre più profondamente nell'entroterra. Da anni esiste un progetto di ripascimento, ma rischia di arrivare quando sarà troppo tardi. Per contrastare il fenomeno erosivo, in Sicilia sono già disponibili 31 milioni di euro, mentre esiste anche un'ulteriore disponibilità di fondi europei per 77 milioni e 500 mila euro, soldi per interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera. I soldi ci sono, ma mancano i progetti. L'unico è stato presentato dal comune di Cattolica Eraclea ed è di 3 milioni. Agrigento, ad esempio, non ha presentato nessun progetto. Il fenomeno erosivo riguarda tutta la costa sud-occidentale della Sicilia.